oggi a inaugurare il primo ecopunto del Genovesato, aperto per le utenze non domestiche. Sono gli esercizi commerciali, quindi bar, ristoranti, negozi, insomma tutti a parte i cittadini, le biblioteca, comune, con un accesso controllato in questa struttura che è stata realizzata in collaborazione con Ammio grazie all'ufficio di progettazione di Ammio e il comune di Busalla che ha messo a disposizione i locali. L'accesso, come vi dicevo, sarà controllato mediante chiave, i bidoni all'interno invece saranno aperti per facilitare il conferimento di tutte e 5 le tipologie dei rifiuti. Questa struttura ha l'obiettivo di aumentare ancora di più la raccolta differenziata del comune di Busalla, che già l'anno scorso ha raggiunto un ottimo risultato, che siamo circa pari all'83%. In questo modo potremo eliminare altri bidoni dal territorio, evitare abbandoni e agevolare i cittadini nella raccolta, perché sarà appunto aperto 24 ore su 24. Oggi per Busalla questo sia un buon punto di inizio per quello che riguarda le utenze non domestiche, perché avendo tutto il porta a porta esterno, questo è un punto dove i commercianti possono venire a conferire anche in orari pomeridiani, mattutini, notturni, quindi senza dover lasciare per strada magari il rifiuto, e quindi per il commercio è molto importante secondo me. Per quello che riguarda invece Città Metropolitana è un ennesimo passo avanti per quello che riguarda soprattutto la Valle Scrivia, il nostro territorio, perché se anche Busalla aveva già iniziato la raccolta differenziata da anni ed è già a un buon punto percentuale, gli altri 8 comuni hanno iniziato da 1 anno e mezzo con qualche difficoltà iniziale dovuta al fatto semplicemente che prima il rifiuto era uno unico, da un giorno all'altro si è passato a differenziare completamente il rifiuto. Oggi, a distanza di 1 anno e mezzo, le percentuali stanno salendo, quindi siamo positivi, i cittadini hanno cominciato a collaborare positivamente e quindi questo è un buon inizio per arrivare poi alla raccolta percentuale prevista del 75%. Sono qui in doppia veste oggi, sia come assessore del comune di Busalla, del mio comune, sia come rappresentante di Città Metropolitana, e sono molto contenta di aver partecipato a questa piccola inaugurazione, perché in realtà è un momento importante. Non a caso sia Ammio sia Città Metropolitana è rappresentata in gran forze, perché questo è un segnale, un esempio di best practice, e il fatto che venga da questo comune per me è fonte di orgoglio davvero grande. L'impegno che l'amministrazione impiega per far andare bene le cose sulla differenziata è veramente grande, i cittadini rispondono, i risultati ci sono ed è il nostro compito, il nostro dovere cercare di agevolarli al massimo. In questo caso parliamo di agevolare le utenze non domestiche, quindi tutti gli esercizi commerciali. Naturalmente questo è un esempio che Città Metropolitana ci tiene a esportare, è qui con Ammio per incitare tutti quanti a seguire questo esempio. Per me, che sono di Busalla, veramente una soddisfazione. Per noi come Ammio è importante essere vicino alle amministrazioni e portare avanti anche progetti come quello di questo nuovo centro di raccolta per riuscire a fornire sempre ulteriori servizi alla popolazione e soprattutto riuscire a fornire dei mezzi che possano fare in modo che la raccolta sia sempre più ecologicamente compatibile, la differenziata possa incrementarsi e il cittadino si trovi semplificato in quelle che sono le operazioni quotidiane che deve porre in essere. Questo è necessario per raggiungere risultati che sono richiesti dalla legge e che comunque sono doverosi nei confronti del decoro urbano per tutta la cittadinanza.